Saldi estivi 2025 al via, a Mestre è partita la caccia allo sconto. Diciamo sì o no, perché di solito c'è caos il primo giorno dei saldi, quindi facciamo un giro, poi vediamo, insomma. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante per me e per mia figlia. Se si troverà qualcosa lo compreremo. Ma tipo maglie? Scarpe, maglie, vestiti per l'estate. Secondo Confesercenti il budget medio previsto è di 217 euro circa a testa. Sui 100-150. Moderato. Moderato, sì. Sui 100 euro, non di più, su cose comunque basiche che servono normalmente, insomma. Anche Mestre si approfitta del periodo dei saldi per prediligere la qualità alla quantità, per rinnovare il guardaroba estivo, ad esempio. Abbigliamento, sicuramente abbigliamento, il nostro debole, poi scarpe, sempre. Solo 2 camicette, poco poco. Cominciando dall'intimo. Cose intime per me. Ho dato una sbirciata alla borsa, per questo sono andata a colpo sicuro. Sì, e un pigiama per il marito. Cosa ha comprato? Intimo. Sì, intimo. Poi i prezzi sono quelli che normalmente uno si aspetta, perché gli sconti non sono mai diciamo così alti come uno si aspetterebbe, però sostanzialmente è quello che mi aspettavo e soddisfatto. Ma c'è chi dubita dell'autenticità degli sconti. Questi saldi li vedo un po' finti sinceramente, nel senso che vedo tanta merce che magari prima costava una certa cifra, dopo magari viene aggiunto il prezzo e viene fatto il 10 o il 20% di sconto più o meno. Più o meno li vedo un po', non li vedo veri questi sconti, diciamo. E chi, in barba ai saldi, per risparmiare dice di preferire gli acquisti online. Anche se uno va in giro, però è sempre portato a vedere online, è più facile alla fine adesso, però... E si risparmia di più comprando online? Qualcosina sì, troppo. Non è una bella cosa, perché si dovrebbe far vivere i negozi, però a volte capita che c'è la convenienza, lo fai.